Noi ci occupiamo dell'intero ciclo di vita dell'acqua, quindi come si può vedere dalla slide, dall'estrazione dell'acqua dal terreno, alla successiva lavorazione, trattamento, distribuzione fino alla restituzione dell'acqua al terreno stesso nella maniera più pulita possibile. Le ultime, diciamo, indicazioni legislative ci indicano che il semplice cittadino del suo, il proprietario del proprio appartamento deve avere la possibilità di poter accedere in qualsiasi momento ai dati di contabilizzazione, per esempio, del riscaldamento e del raffrescamento del proprio appartamento. Quindi ovviamente il dato sì è letto nella piccola zona dove ci sono le disposizioni, dove ci sono le tubazioni, ma il dato deve essere reso disponibile. Deve essere disponibile come? Sfruttando le tecnologie che al giorno d'oggi abbiamo a disposizione, quindi protocolli di comunicazione innovativi, sfruttamento delle reti dati 5G, utilizzare i cloud e ovviamente avere delle piattaforme software per poter andare a leggerli e renderli più leggibili, più semplice possibile per l'utente anche finale. Quindi cerchiamo di, vorremmo arrivare sfruttando tecnologie di lettura, passando dalle vecchie misurazioni meccaniche a misurazioni ultrasoniche, elettromagnetiche. Chiederemo ai ragazzi se svilupperanno un nuovo sistema di lettura dell'acqua, sfruttando le reti di comunicazione dei dati il più veloce possibile, il più usufruibile possibile, riuscire ad arrivare a questo, ad avere uno sviluppo intelligente e uno sfruttamento intelligente della risorsa che è semplicemente dell'acqua che scende dal nostro rubinetto di casa.